Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto io ringrazio il Comitato di essere qui questa sera perché spesso ci viene chiesto come amministratori di esprimerci, di dire un qualcosa, ma è mia abitudine esprimermi nel momento in cui ho delle informazioni e quantomeno questa sera delle informazioni le ho sentito qualcosa, per cui credo che chi non è venuto ha perso un'opportunità per portare le proprie ragioni. Al di là dei numeri, che come sempre succede i numeri si possono leggere in mille modi, ci sono delle questioni di fondo, alcune le citava prima l'assessore Giorgetti, quelle delle opportunità. Il fabbisogno a livello regionale è sufficiente, ok, benissimo, allora visto che spesso ci riempiamo la bocca con questo federalismo sarebbe opportuno che anche in questi termini ragionassimo nel produrre, nell'autoprodurre per la propria regione energia elettrica. Credo che ci sia un'altra opportunità che manca in questo tipo di impianto, che è quello veramente di valorizzare e di essere attenti a quello che è il mondo agricolo, perché stiamo parlando di impianti che quel mondo agricolo non ha niente a che vedere, perché la produzione di paglia mi dicono che la importano dalla Romania a 10 euro e la rivendono a 13-15 euro a seconda delle giornate e del momento, per cui non c'è certamente una valorizzazione del mondo agricolo. Per quanto riguarda il cippato, non credo che la zona nostra in modo particolare per quanto riguarda il comparto del mobile possa produrre tanto rifiuto su legno di qualsiasi natura esso sia, al di là delle piantagioni che potremmo fare. Per cui credo che manca proprio un'opportunità di dare un qualcosa di significativo, di importante al mondo agricolo. E credo che questi impianti vanno fatti invece proprio in questo senso, e quando si parla di biogas, credo che quello sia il percorso che noi dobbiamo percorrere. Piccoli impianti in funzione di quelle che sono le problematiche del mondo agricolo. Cito ad esempio i liquami, come spesso si parla della questione nitrati che se ne è accennato, e anche quello che riguarda gli impianti per lo smaltimento della pollina, altro tema credo significativo nei nostri territori. Sono stato invitato in Germania a vedere impianti per la fermentazione della pollina, credo che sia una cosa interessante e senz'altro andrò a vedere come funzionano e cosa fanno. Per cui credo che per quello che mi riguarda, nel mio territorio impianti di questo tipo non mi piacciono e assolutamente non li autorizzerei nel modo più assoluto per quello che riguarda le mie competenze. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi è stata rivolta su via Roma, sì, quei dati di 15.000 veicoli per senso di marcia sono fondati sulle informazioni che sono all'interno del comune di Cerea. Mi permetto di dire che il comune di Cerea partecipa al tavolo provinciale per l'aria e non siamo mai mancati a nessun incontro. Abbiamo anche noi le nostre iniziative per quanto riguarda, abbiamo fatto qualche giornata di chiusura del centro, abbiamo intrapreso un'iniziativa di promozione, abbiamo messo a disposizione delle risorse economiche per la conversione degli impianti da benzina a GPL. È arrivata una relazione di recente e nel 2009 nel comune di Cerea chi ha usufruito di queste somme che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione sono 5, probabilmente c'è poca sensibilità anche in questo senso, oppure rimarcheremo ancora l'iniziativa, la sottolineeremo in modo più convincente, in modo più convinto, perché non siamo completamente disattesi. Certamente è un paese che è nato attorno a una taglia viaria così importante come l'allora statale 10, regionale 10 e il tratto di centro oggi comunale, delle problematiche, degli svolti negativi senz'altro ci sono. Sono fiducioso nella variante alla regionale 10 che sta andando avanti e penso che nel giro di qualche anno riusciremo a risolvere il problema del centro di Cerea, però ecco, non siamo completamente insensibili a questa tematica. Per quanto riguarda la salute dell'area di Cerea, prima è passata una slide dove c'era un'enorme macchia rossa su tutta la pianura padana. Credo che Cerea non sia un punto felice rispetto a quella macchia. Grazie.
vorrei sapere se ci sono altri interventi. Oppure, vediamo. Volevo solo, sì, un attimo solo. Volevo solo così lanciare una piccola provocazione, perché qua ci troviamo in una zona di coltivazione del radicchio ed è di indicazione geografica di prodotto, quindi è un IGP. Perciò ha una sua importanza questo, oppure tutto questo terreno che viene considerato qui nella produzione di paglia non viene considerato? Perché volevo solo così, questa provocazione è impostata per chi lavora proprio nel mondo agricolo. Intanto passo la parola al dottor Luca. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Mi scuso per il ritardo, ma ero impegnato in altre iniziative. Voglio dire con molta chiarezza che personalmente, ma non solo personalmente, anche per il partito che rappresento, c'è stata la contrarietà alla realizzazione di questa centrale sin da quando doveva sorgere a Gazzo, poi doveva sorgere a Nogara, e lì, essendoci anche il partito che rappresento in maggioranza, c'era stato un approfondimento e vi era stata anche da parte mia un suggerimento alla massima cautela e approfondire bene prima di decidere. C'è stato un percorso sicuramente più trasparente, molto più trasparente di quello di Sanguineto, tanto è vero che poi sono tornati indietro dopo aver fatto i confronti con la popolazione, assemblee, consigli comunali, aver valutato tutta la questione, si sono fermati e hanno detto vabbè, noi non lo facciamo. Cosa diversa di Sanguineto, dove invece c'è stata una deliberazione fatta in pieno agosto e dove si è cercato di porre la popolazione di fronte al fatto compiuto, cosa che in una politica della trasparenza, del confronto anche duro, ma che deve essere comunque democratico e soprattutto alla luce del sole, non si sarebbe dovuto fare. Quindi complimenti a coloro del comitato di Sanguineto che hanno reagito nel modo che hanno reagito. Io tra l'altro ho anche assistito ad alcuni consigli comunali in cui si è visto proprio il passaggio graduale, mano a mano che le informazioni arrivavano, il passaggio graduale di una serie di persone che erano o neutrali o magari all'inizio erano convinti che tutto sommato fosse una cosa non così negativa, che poi a forza di confronti sono passati fra i contrari. Mi ricordo che nel Consiglio Comunale di Sanguineto è stato un intervento di una parte dell'opposizione che all'inizio invece era molto più possibilista e dopo aver approfondito la questione ha deciso di essere nettamente contraria. Sulle questioni, so che è intervenuto l'assessore Giorgetti, mi dispiace non aver assistito, però io vorrei dire alcune cose sulla coerenza. Cioè noi dobbiamo avere una linea politica e dobbiamo avere su quella poi agire di conseguenza. Allora, cos'è il problema? È regionale, io faccio il consigliere regionale, sono all'opposizione. La Regione Veneto non può intervenire compiutamente sulle questioni perché manca di due fattori fondamentali, e non manca per caso, e poi vi spiego il perché. Il primo è il manca di un piano energetico regionale che è obbligatorio per legge e non l'ha fatto. Il secondo è che manca di un piano di rifiuti regionale, soprattutto per i rifiuti speciali, ma anche per quelli ordinari, all'altezza della situazione, e manca dell'attuazione di una legge che è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2000 e per il quale doveva essere, e secondo questa legge doveva essere attuato con un piano chiaro di dislocazione delle discariche dei rifiuti speciali degli inceneritori entro 6 mesi. Siamo nel 2010, sono passati 10 anni e non è stato fatto. Uno si domanda, ma perché non vengono fatte queste robe? Per due ordini di motivi, questo era il mio pensiero. Il primo per un motivo politico. È scomodo decidere dove fare gli inceneritori, dove fare le discariche, in quali luoghi, perché devi confrontarti con la popolazione. Poiché è difficile, fastidioso ed è anche politicamente inopportuno, perché perdi voti, perché quando tu vai a dire a una persona lì è il posto che geologicamente è il più idoneo per fare una discarica, supponiamo di amianto, beh, è chiaro che la popolazione ti si rivolta contro, quindi te li trovi contro, quindi non è opportuno.